Cose normali in Russia che per uno straniero potrebbero sembrare uno scherzo. Se nevica, significa che fa caldo, ma se c'è il sole, potrebbe fare un freddo incredibile. A scuola abbiamo una scala da 1 a 5, ma il voto minimo è 2. Puoi prendere 5 in inglese e 3 in russo. D'inverno apriamo le finestre perché in casa fa troppo caldo. Quando fuori fa molto freddo, le scuole possono chiudere e i bambini vanno a giocare sulla neve. Ogni estate per circa 10 giorni in molte città viene tolta l'acqua calda. Mangiamo una zuppa con i cetrioli salati. Sulla Piazza Rossa c'è il mausoleo di Lenin e si può visitare. Il 1° maggio è un giorno libero dal lavoro, è la festa del lavoro. Prima di partire per un lungo viaggio ci sediamo per qualche secondo. Si chiama посидеть на дорожку. Seguimi e ti mostro altre cose della vita russa.